24 luglio 2026, siamo a Sella Nevea, siamo sulle Alpi Giulie e siamo in partenza per lo IOF di Montasio. Eccolo là. Ciao. E qui davanti a noi il rifugio di Brazzà e lì in fondo il gruppo del Canin con il suo ghiacciaietto, o almeno quel che ne rimane. A breve lasceremo la via normale allo IOF di Montasio, che si sviluppa qui sulla destra, e noi invece saliremo a sinistra sulla via Findenegg, canalone Findenegg, e poi compiremo un anello perché scenderemo invece dalla via normale. E lì davanti a noi Forca dei Disteis, dove ci sono gli stambecchi spettacolari. Speriamo di vederli anche sul sentiero che stiamo per farli. Noi andiamo verso la via normale per poi deviare a sinistra sul canalone. E qui siamo sulla deviazione via normale a destra, dove torneremo, invece noi bivacco su Ringar, via di qua.
Bivacco Suringar, eccolo qua, e adesso verso la cima con loro.
Mamma mia, che spettacolo. Ci avviciniamo alla vetta del Yoff di Montasio e questa è la vista aerea sulla cresta finale. Uno spettacolo, veramente uno spettacolo. Yoff di Montasio, 2750 erotti metri. Lasciamo la cima dello Yoff di Montasio e adesso scendiamo per la via normale. You said you'd wait one day. I wasn't meant to know the shape of letting go.
guess that's how it seems when you're living in a dream. Always running out of love right before you're waking up. Maybe I was too slow. Maybe I just didn't know. Maybe I just needed time to let the truth align. To let the truth align. Align. Ed ecco la Scala Pipan. Vediamo Marco e Filippo che la fanno da davanti, io invece la faccio alla vecchia maniera. I walk among the dead. Maybe I'm walking on a thin line. We did the best we could, the way we thought we should. You carry all that weight as if it was too late. Eccoci arrivati al bivio con la via normale. Qui giù si torna al rifugio di Brazzà. Noi invece continuiamo sulla sinistra attraverso il sentiero attrezzato Leva. To let the truth align. 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 We all know there will be a last time for everything and everyone. Seconda vetta di giornata, cima di Terra Rossa. Adesso arriviamo alla forcella del Palone, lì sotto, e poi via per la cima, e poi discenderemo a zigzag tra le balze erbose fino al rifugio di Brazzà. Ocean, soaring like a kite, higher than a mile. Baby, I can see the ocean. Stiamo scendendo alla forca del Palone. Run like the river runs, you will become Passaggetto appena percorso. one day. We're gonna meet again. Until then, run like the river runs. I might already spend my last dime. Terminato il tratto attrezzato di Leva con 53 tratti attrezzati. E ora siamo addirittura d'arrivo per la cima. But I will follow you anywhere. Running across the border, following the water, make the most of every notion. Soaring like a kite, higher than a mile. Baby, I can see the ocean. Baby, run, run like the river runs. You will become one with the ocean. E noi eravamo
lì su siamo scesi per il sentiero di costa, il sentiero attrezzato Leva, siamo arrivati alla forca del Palone e risaliti, adesso arriviamo in cima. Cima di Terra Rossa, con lo spettacolare panorama sullo Yoff di Montasio che abbiamo appena conquistato. Well, there will be a last time. Il gruppo del Canin. E lo Yoff Fort. E adesso finalmente scendiamo e ritorniamo alla Malga Montasio, ma prima tappa al rifugio di Brazzà. Ciao, tutto bene? Oddio! Direzione rifugio di Brazzà. Ed è quello di qua. E lì è la Malga Montasio. Ed eccoci al termine della giornata, lassù è dove siamo arrivati, Yoff di Montasio, e qui siamo al rifugio di Brazzà a goderci la birrozza, ovviamente, già finita, sì, ovviamente. Grazie mille Marco per questa fantastica avventura, grazie mille a Filippo e alla prossima avventura dal Friuli Venezia Giulia.